Amici di Bella Sicilia, 28 gennaio, in questa terra fantastica, anche se nei giorni scorsi c'è stato un po' di maltempo. Adesso il sole torna a splendere, quindi qualche giornata di tregua con gli esperti, e speriamo che tutti i territori colpiti dal maltempo possano vedere migliorare la loro situazione. Intanto noi ci uniamo, mandiamo la nostra solidarietà alle zone colpite dal ciclone Harry, ma anche al territorio, alla popolazione di Niscemi, che in queste ore sta vivendo momenti drammatici a causa del vasto movimento franoso. Fortunatamente, vedete, il sole torna a splendere in Sicilia in queste ultime ore del mese di gennaio, un mese che ci ha fatto vivere anche, come dicevamo, momenti drammatici, in particolare nella zona ionica e in queste ore a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Fateci sapere anche dalle vostre parti come è stato il meteo, e intanto noi vi regaliamo qualche immagine del mare siciliano oggi 28 gennaio. Siamo in provincia di Messina, lì davanti a noi vediamo la città di Capodorlando, il santuario della Madonna in cima a quella collinetta, ma poi davanti a noi anche le isole Olie. Non si vedono bene oggi, però davanti a noi ci sono le isole di Alicudi, Filicudi, Salina, Lipari, Vulcano. Ciao Filomena, fateci sapere da dove ci guardate. Ecco, Rosa ci saluta dall'Australia. Noi vi salutiamo dalla nostra bella Sicilia. Lidia ci saluta dal Belgio. Sarà sicuramente freddo. Ci arrivano anche tanti altri saluti da varie parti del mondo. Un abbraccio a tutti dalla nostra bella Sicilia, provincia di Messina, Sant'Agata Militello.